l'università sta vivendo un momento molto particolare adesso. Come vede lei la situazione attuale? Ma volendo vedere anche i lati positivi, non solo quelli negativi, direi che finalmente sulla scuola e l'università si è accentrata un'attenzione, cosa necessaria perché una nazione, uno Stato non può pensare di essere competitivo nel mondo senza una scuola efficace e un'università e una ricerca all'altezza dei tempi. Per cui questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo è che il modo con cui ci si è avvicinati a questo problema è profondamente sbagliato, cioè non si parte dal taglio alle finanze e poi si entra nel merito, bisogna entrare nel merito, avere il coraggio di dire quello che va e quello che non va, e l'altro coraggio è quello di investire, perché non si creda che il problema lo si risolva solo facendo dei risparmi. I risparmi si possono anche fare, ma noi siamo in Italia con un investimento fra i più bassi in Europa, quindi è da lì che bisogna partire. Poi discutiamo su cosa bisogna intervenire, la meritocrazia, la valutazione, tutti i termini corretti. Ecco, Ca' Foscari come sta come università? A livello di risorse, a livello di studenti, di offerta formativa? Certo, allora Ca' Foscari è un'università di nicchia, se vogliamo, 4 sole facoltà, molto numerose però. E ha una tradizione forte, economia, lingue, le 40 lingue insegnate, la filosofia, la storia, le scienze ambientali, insomma sono tutti settori di particolare prestigio per Ca' Foscari. E quindi è un'università che si offre all'esterno anche per questa associazione con l'immagine di Venezia in modo molto positivo. Difatti noi abbiamo sempre avuto, nonostante che a livello nazionale ci sia un calo di iscrizioni, noi abbiamo sempre avuto un progressivo incremento di iscrizioni che cerchiamo di gestire in modo adeguato, avendo fatto anche una grandissima trasformazione strutturale, nel senso che quando io sono entrato avevo 44 sedi da gestire che ho raggruppato in poli funzionali che hanno aumentato l'efficacia e l'efficienza della struttura. Il nostro bilancio che abbiamo chiuso ad aprile è in pareggio, con anzi un residuo positivo di un paio di milioni di euro, e quindi non abbiamo nulla da temere da questo punto di vista. Certo che se questi tagli ministeriali verranno attuati soprattutto nel 2010 è evidente che non solo noi ma nessuna università italiana potrà chiudere il bilancio in pareggio. Ecco, questa situazione di cervelli in fuga, la vive, come la vede? La vivo in modo abbastanza drammatico, se non volessi anche qui trovare l'aspetto positivo, cioè i cervelli in fuga oggi vengono richiesti e questo è un aspetto molto importante, vuol dire che la qualità della nostra proposta è ancora molto alta e che i nostri giovani sono all'altezza di una ricerca internazionale, però è chiaramente una perdita secca. Tanto è vero che molte nazioni cosa fanno? Vanno a cercarsi i cervelli per aumentare la loro capacità. Noi invece li regaliamo perché non è un'andata e ritorno, spesso è un'andata solo e questa è la cosa drammatica. Ma sappia che dal punto di vista del costo sociale della formazione di un nostro dottore di ricerca, il costo è stato calcolato in 150.000 euro. Ma insomma vuol dire che noi regaliamo all'esterno senza valorizzarli. Ecco. Poi noi abbiamo in Italia il più basso numero di ricercatori, si continua a dire ma tanti docenti, non è vero, abbiamo un basso numero di laureati, cioè bisogna che guardiamo queste statistiche con realismo e che gli investimenti siano diciamo, coincidenti con le regole. E la regola principale nell'università non c'è altro, perché non è che possiamo misurare sulla produttività, è molto difficile perché non sono bulloni, scarpe e bottoni che si fanno, allora l'unico modo di valutare è la valutazione. Dobbiamo valutare e accettare anche l'ipotesi, come ormai la crescita del numero di università pubbliche e private di questi ultimi anni lo dimostra, dobbiamo fare un'università di serie A, di serie B, di serie B. Chi cioè, si laurea deve sapere che quella università offre un livello di qualità di un certo tipo, perché altrimenti la gente viene ingannata.